magari fosse sabato. Ci sono anche quelli che ci seguono il sabato alle 20:30 nella replica, ma la diretta è ancora il martedì dalle 13:10 alle 14. Ciao da Sammy Varin, RPL, Radio Padania Libera, con me di fianco il patron di Rock Targato Italia, Francesco Caprini. Ciao! Ciao Sammy e buona giornata a tutti gli ascoltatori. Che piacere, si vede che non è più stagione di orti e quindi Francesco Caprini viene spesso e volentieri a trovarci. Bravo, bravo, bravo. Poi ci faremo gli auguri tra Potremmo poco. dire che adesso nell'orto c'è solo l'erba. C'è solo l'erba, L'ho esatto. detto l'altra volta, non è granché. Non è granché. E poi tra poco dobbiamo farci gli auguri perché sarà il Capodanno celtico tra poco a Milano. Ne parleremo. Dateci qualche minuto perché adesso voglio presentarti una pianista bravissima, giovane, carina, ma soprattutto brava, brava, brava. Si chiama Fiamma Velo. Sono venuti in decine sabato scorso alla manifestazione di Milano, avevamo il banchetto di Radio Padania, sono venuti a chiedere il suo CD, ma quando esce? Ma è già uscito? Perché non c'è? Dove è andato? E dove è andato? Come raggiungerlo? E adesso gli telefoniamo e glielo chiediamo. Fiamma Velo!
Come si fa? Come si fa a non innamorarsi? Come si fa a non innamorarsi? Decidete voi, o di Fiamma Velo o del suo pianoforte. Ciao Fiamma! Ciao Sammy. Nuovo CD, Ciao a tutti. Sì, questo qua infatti è tratto dal CD Sogni nell'alba, visto che hai scelto il viaggio. Non lo so, mi ha colpito in modo particolare. Sarà forse anche per la registrazione facile, non avete fatto robe complicate, presa diretta, avanti, suoniamo, registriamo, non hai voluto artifizi strani e strampalati, alcuni pezzi ci sei soltanto tu che suoni il pianoforte, in altri hai tirato dentro degli amici, è vero? Sì, uno è un gruppo che è nato da poco, The Flames, e stiamo lavorando insomma in quartetto, con batteria, contrabbasso, violoncello, pianoforte. In questo caso c'era la tromba, ecco. Che storie. Senti, belle soddisfazioni a un'età decisamente ragguardevole. Tu hai ancora quanti anni? 21 anni. 21, e non è ancora arrivata a 22, Francesco, penso un po', e a 21 anni inizi a toglierti tante soddisfazioni suonando qua e là per l'Italia, soprattutto nella zona di Padova, e inizi a essere anche richiesta. Facci qualche esempio di locali dove hai suonato nel nord Italia e magari anche dove suonerai, perché c'è un appuntamento proprio per domenica 26 ottobre, è vero? Sì, il 26 ottobre suonerò a Padova ai Santi, un locale in via Niccolò Tommaseo, per la pausa pranzo, quindi da mezzogiorno fino alle 2:30 circa. Aspetta, ripetiamo bene, perché a Padova Radio Padania si prende bene. Allora, questa domenica 26 ottobre, se volete conoscere dal vivo e ascoltare la pianista Fiamma Velo, dovete andare a Padova. Il locale si chiama? I Santi. È un locale anzi che fa specialità siciliane molto buone, quindi potrete ascoltare musica anche degustando buone specialità. E nella pausa pranzo, quindi vi aspetto tra mezzogiorno e le 2, e quindi farò un repertorio incentrato principalmente sulle mie composizioni, ma anche con omaggi alla musica per film, qualcosa classica, poi un po' pop, un po' di tutto, insomma. Senti, tu naturalmente alterni le serate al fatto che da brava bambina stai andando avanti a studiare, vero? Cosa studi? Sì. Cosa studi? Dunque, io studio conservatorio, quest'anno mi diplomo, finisco il triennio accademico in pianoforte classico e poi studio all'università giurisprudenza. Fantastico, e qui naturalmente sarà la grande decisione che cosa fare da grande. Meglio non parlarne perché sappiamo già la risposta, ma probabilmente sarebbe una risposta che mette poi a repentaglio i rapporti tra genitori, parenti. Ma come vuoi fare la pianista? Ma perché non fai l'avvocato? Avvocato pianista ci sta bene, secondo me. Sì. Avrei bisogno di giornate da 48 ore, ma insomma immagino. Non si sa mai che le creino. Lo immagino. Senti Fiamma, allora ti dico una cosa col cuore in mano. Noi abbiamo fatto sabato scorso una grande manifestazione a Milano, c'erano più di 100.000 persone in centro Milano, penso un po'. Abbiamo avuto l'onore anche di avere un banchetto di Radio Padania proprio sotto la Madonnina in Piazza Duomo, eravamo di fianco al Duomo. Allora devo dirti che decine di ascoltatori di Radio Padania sono venuti a chiedermi il tuo CD. Mi chiedevano: Sammy, ma è uscito il CD di Fiamma Velo? Ma perché non c'hai qualche copia? Vogliamo il CD di Fiamma Velo. Prima gli ho scritto a Puglisi, il caro amico che ti sta dando una mano proprio dal punto di vista discografico, gli ho scritto: Puglisi, fammi avere un po' di CD di Fiamma Velo, perché vanno via come le caramelle. Sei brava, sei forte, hai questa grandissima passione per il piano, come minimo bisogna darti una mano anche facendo ascoltare la tua musica. Chiaro è che gli internetari la possono scaricare, la musica di Fiamma Velo, basta scrivere sugli store digitali Fiamma Velo, saltano fuori le tue composizioni, ma molta gente vuole il CD fisico, toccarlo, metterselo in macchina, nell'autoradio, eccetera. Quindi mi raccomando, Puglisi e Fiamma Velo, diamoci da fare, vogliamo un po' di copie del tuo CD da distribuire alle feste della Lega, ok?
Certo. Intanto posso lasciare il numero di Francesco Puglisi, che se qualche ascoltatore è certo. Allora così facciamo l'appello figlio d'Apollo, gli telefonate subito, gli rompete le scatole. Vai con il numero. Allora, 338 384 7870. Ripetilo che lo chiamano subito. 338 384 7870. Fantastico, questo è il produttore di Fiamma Velo, lo disturbate, dite nell'occasione. Lo salutate, dite: "Uè, io sono uno di quelli che è venuto a cercare il CD della Fiamma alla manifestazione di sabato scorso a Milano. Quando è che me lo fai avere? Me lo puoi spedire a casa? Lo lasci a Radio Padania?" Che pazienza. Fiamma, senti, tante belle cose, tanti grandissimi auguri di buon lavoro. Inutile dirti che quando passi da Milano ti aspettiamo nei nostri studi, sai che noi ci rubiamo un po' gli artisti in questo caso. Quando si parla di musica classica c'è la bellissima trasmissione del sabato pomeriggio alle 17:15 con Oretta Pierotticei, l'angolo della musica classica, ma c'è anche Sammy Varin con la sua musica indipendente. Direi che facciamo un po' di chi e un po' di là e la Fiamma Velo tornerà da queste parti. Ci stai? Sì. In quel di novembre mi vedrete. Dai, volentieri. Intanto forse c'è una chiamata. Sentiamo, magari è già Puglisi che ci telefona. Ecco, sono arrivati i CD. Pronto? Pronto? No, non sono Puglisi, sono Marcus Dardi e Nadine, ma volevo fare i complimenti a Fiamma. Grazie. Grazie mille. Cosa ti colpisce? Bravissima. Cosa ti ha colpito? Cosa ti ha colpito di Fiamma, Marco? Innanzitutto bisogna farle i complimenti perché è una ragazza così giovane che si dedica allo studio del pianoforte, studia la musica in modo molto serio al conservatorio, ma come ho sentito prima non disdegna neanche le musiche da film o quell'altro tipo di musica un pochino più leggera. Tutto nella musica, mi piace tutto quello che mi piace. Bravissima Fiamma, anche noi che siamo cantanti lirici facciamo la stessa cosa che fai tu, facciamo dai canti popolari alla canzone dell'opera, proprio perché quando la musica è bella e deve arrivare a tutti. Minimo, importantissimo. Senti, a proposito di Marcus Dardi e Nadine, anche loro ci hanno lasciato i loro CD alla bancarella di Radio Padania e ne abbiamo distribuiti veramente tanti. Marcus, mi pare che ci sia un appuntamento da ricordare con voi in televisione, è vero? Sì, poi se ne è aggiunto un altro che volevo dirvi. Dai. proprio per dire. Allora, innanzitutto, Nadine e Marcus su Antenna 3 sabato alla trasmissione Canta Lombardia con la Sabrina Musiani faremo 3 pezzi della nostra musica popolare e della musica degli anni 20-30. Ma una cosa invece bella è che questa domenica nelle sperdute terre dell'Ohio, alla festa degli italiani in America, a Columbus, in una bancarella di una scuola di lingua italiana trasmetteranno il nostro CD della musica popolare lombarda e delle canzoni del cuore. Dai, senti, ma come hai fatto ad avere un aggancio di questo tipo? Ma perché io sono un rompiballe, quindi siccome parlo anche perfettamente l'inglese, ho mandato mail in giro per gli Stati Uniti alle comunità italo-americane per cercare di perché loro amano molto ritornare alle radici, a differenza di qualche televisione importante in Italia che disdegna la musica popolare, invece i nostri italiani all'estero cercano le nostre radici. Certo. E quindi cosa c'è di meglio che non rispolverare questo progetto musicale nostro delle canzoni dal 1800 al 2000, il meglio del meglio della musica italiana. Bravo. Quindi niente, ecco, questo è, ma ancora complimenti a Fiamma perché è bravissima e gli consiglio di andare avanti così e di portare avanti i valori della nostra musica, quella bella, quella tutta. Grazie. Marcus Dardi e Nadine, allora questo sabato su Antenna 3 Lombardia e poi addirittura dall'altra parte del mondo le loro canzoni. Marcus, un abbraccio, buon lavoro. Anche a voi, un bacione da me e da Nadine, a tutti voi di Radio Padania e agli ascoltatori. Grazie a te, loro cantano
pezzi tradizionali lombardi e italiani in generale e devo dire, Fiamma, il bello della nostra trasmissione è che capita spesso appunto che ci arrivano poi telefonate di colleghi, artisti e ci facciamo i complimenti, vuol dire in effetti che c'è tanta roba buona sulla griglia e basta soltanto farla ascoltare. Il problema delle radio italiane, certo, ma il problema delle radio italiane è che la roba buona non la fanno ascoltare, capisci? Per cui rimane troppo spesso in un cassetto. Per fortuna ce la tiriamo, c'è Radio Padania e qui davvero c'è musica indipendente al 90%. Fiamma, un grande abbraccio, ci sentiamo presto, ok? Allora saluto tutti gli ascoltatori e prima di salutarvi vi dico che è uscito oggi il video ufficiale proprio del secondo CD e quindi se andate a cercarlo Sussurri del Destino vedrete il video ufficiale. Minimo, e cercatelo sulla bacheca di Sammy Varin perché io l'ho già condiviso. Ciao Fiamma, a presto. Bene, un abbraccio a tutti e a te Sammy. Grazie, ciao. Fiammavelo dolcissima, adesso qualcosa di meno dolce perché il Francesco Caprini qua di fianco a me si è portato qualche suo disco di quelli tosti. Ci sono i Toga con Quasi Quasi faccio il politico e i Livida con Ostinatamente. Quale dei due mandiamo prima? Partiamo con Quasi Quasi faccio il politico, che è il primo singolo dei Toga. Loro sono una band di Milano e dal nome si evince che sono in parte avvocati, ecco, che praticano io non c'ero arrivato, giuro che non c'ero arrivato. No, ma succede, non è detto che i camaleonti poi sono camaleonti, no, i Toga in realtà fanno l'avvocato davvero, che può sempre servire un avvocato. Ma sì, ma poi tra l'altro prossimamente li avrete anche in studio perché questa mattina abbiamo parlato con Sammy di qualche querela, eccetera, quant'altro, sì. Ma sono bravi, gente veramente a modo, rockettara, fanno un rock and roll che definiscono ironic and roll perché c'è molta appunto ironia nelle loro canzoni e in questa prima canzone che sentiamo, che tra l'altro è il primo singolo ufficiale della band, si prende un po' in giro quello che è la figura del politico nostrano. Esatto. Dai, allora adesso mandiamo la pubblicità e poi ci sentiamo i Toga con Quasi Quasi faccio il politico. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita www.radiopadania.net. Nella pagina principale troverai un pulsante Donazione. Ti basta un clic e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su www.radiopadania.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Padania Libera. Diamo voce alla nostra gente. Nella casa del futuro l'energia è pulita e la tecnologia diventa amica dell'ambiente. Laghi Alpini SRL propone a Busto Garolfo villini singoli e bifamiliari in classe A+, con costi energetici quasi azzerati. Una sintesi perfetta tra estetica, comfort ed efficienza per regalare agli acquirenti il sogno di un'abitazione veramente ecocompatibile. Per informazioni 0331 070 766 laghialpinisrl.it. Pentadent sostiene la prevenzione. Questo mese il check-up completo non ti costa nulla. Vieni a trovarci. Visita, eventuale panoramica e piano di cure sono eseguiti con la massima professionalità e se la tua bocca lo necessita, potrai effettuare anche una visita specialistica con un nostro ortodontista e implantologo. Scarica subito il coupon prevenzione dal sito pentadent.it o chiama all'800 700 860 800 700 860. Quando vuoi regalarti un esclusivo
Quasi quasi faccio il politico. Il primo secolo dei Toga racchiude ironicamente tutti i vizi dell'uomo che vive la nostra epoca, dominata dalla sete di potere e di denaro. I Toga in questi giorni sono impegnati in altre serate, però a Milano suoneranno il 30 ottobre al Legend, nell'occasione di un evento importante che è il Capodanno Celtico, l'estate San Martino. Ritorna a Milano dopo un po' di tempo questa festività che racchiude insomma una serie di eventi che vanno dal mercatino ai cibi ai concerti. Tutto inizia alle 17 e va fino alla 1 di notte. Come sapete, il Capodanno Celtico Shamain è una festa religiosa, ma è soprattutto anche una festa folcloristica che viene festeggiata la notte in cui le tenebre e la luce si incontrano e si scambiano le loro condizioni, informazioni e quant'altro. Questa manifestazione è molto diffusa e che ha dato via ad esempio allo stesso Halloween, che è entrata nella tradizione cristiana invece attraverso la festa di Precetto Ognissanti. Quindi festeggiamo il Capodanno Celtico al Parco Nord, area espositiva Legend Club, con esposizioni di artigianato e hobbistica locale, birre e cose buone da mangiare. Dalle 17 alla 01 di notte suoneranno i Toga, gli Ushas, il Combinazione, il Cocida, il Foindale e Shinno. La manifestazione organizzata a Divinazione Milano, che ha voluto ridare a questa festa il taglio popolare che si è dimenticato un po' nel tempo o che ha assunto aspetti anche bizzarri, molto esterofili, tradendo quella che è invece l'autenticità di questa festa, che è una festa invece la domanda Francesco, ma allora la zucca la posso portare al Capodanno Celtico o no? È una domanda importante. Assolutamente, puoi portare la zucca, la puoi svuotare, mettere dentro un lumino. È già vuota la mia zucca, non c'è nessun problema. La tua zucca è già questo lo sapevo. Quindi la posso portare e non è un sacrilegio, ci sta bene la zucca. Ci sta benissimo perché appunto in questo contesto, in questo rapporto tra le ombre e la luce, ogni gioco vale, tant'è che si è elaborato questo appunto concetto della riflessione, ma anche dell'ironia, per cui in America c'è il famoso dolcetto, scherzetto e così via. Quindi, 30 ottobre. Il 30 ottobre dalle ore 17:30 alla 1 ci sono questi eventi, dai concerti appunto dei Toga, gli Ushas, il Combinazione, il Cucida, il Foindale, il Shinno, e poi invece fuori sono i banchetti, le esposizioni artigianato e poi si mangia delle cose buone. Ma ritorna soprattutto a Milano, naturalmente veniva fatta in un'altra occasione, in un altro spazio, ma ormai avere degli spazi importanti a Milano è pressoché impossibile perché hanno costi esorbitanti. Per farlo a Castello Sforzesco dovremmo spendere dai 20 ai 30 mila euro per quanto riguarda solo il plateatico. Non ce lo darebbe mai, Pisapia non ce lo dà neanche, ma neanche Pisapia, Castello Sforzesco. È così. Purtroppo è così. Aspettate ancora qualche anno. Non abbiamo mollato, siamo irriducibili, quindi quest'anno lo facciamo lì. Sarà comunque una cosa bella, divertente, venite tutti quanti perché siete invitati a partecipare, e poi, come diceva anche la volta scorsa Sammy, da gennaio avremo l'occasione per riflettere e pensarlo in un modo anche diverso, in un contesto anche forse più anche centrale e quant'altro, anche se devo dire che qua in Viale Enrico Fermi comunque c'è ampio parcheggio, è una location molto bella, siamo all'interno del parco e insomma dai, va bene. È facile arrivarci anche da fuori, e tutti i leghisti sanno dov'è perché è qui a 100 metri dalla sede della Lega in via Bellerio, quindi ci potete arrivare tranquillamente a piedi. Appuntamento quindi per il 30 ottobre, la sera fino a tarda notte, con il Capodanno Celtico, grazie a Francesco Caprini che l'ha rilanciato. È un appuntamento che non si poteva chiaramente lasciare inevaso, almeno qui da noi. Ci sentiamo un altro dei tuoi pezzi, quelli tosti? Allora, infatti, Livida. Non a caso, questi menano. Il nuovo singolo che propongo sono Ostinatamente, ed è in riferimento al Capodanno Celtico. Siamo ostinati, lo facciamo. Esatto. Sì, qui stiamo parlando di un gruppo che sono in Livida, loro sono di Ravenna, Riccione, sono romagnoli. Hanno vinto un concorso importante che si tiene a San Marino. Il concorso si chiama Geometrie Sonore, e
In occasione di questa vittoria hanno ottenuto la possibilità di servirsi di un ufficio stampa. Quindi la direzione del concorso ha messo in palio come premio l'opportunità di usufruire di un ufficio stampa per promuovere le loro canzoni. I Livida propongono quindi da oggi questo loro singolo che si chiama Ostinatamente. Loro sono un gruppo bello tosto, sono un pop molto elegante, molto raffinato. Hanno delle sfumature un po' alla Pearl Jam, un po' alla Soundgarden, hanno Alice in Chain, un po' anche in Nirvana. Loro non sono più giovincelli di primo pelo, però come tu sai neanche noi del resto. L'adolescenza si è allargata. Certo, siamo sempre giovani padani. Siamo sempre giovani, assolutamente. Sempre. E li presento con piacere perché, come dicevi tu prima, poc'anzi, c'è in realtà fuori dal mondo del commerciale, dal mondo delle radio che hanno i loro artisti, i loro casting, c'è una realtà molto vivace, molto forte, apprezzabilissima, interessante, e gruppi come il Livida meriterebbero maggiore attenzione. Non lo dico solo io, adesso facciamo ascoltare il brano Ostinatamente e poi voglio sentire anche il tuo parere. Ok, signori, su Radio Padania, Livida!
Come on everybody, si chiamano Livida, ostinatamente toste, ragazzi. Complimenti a Francesco Caprini, una bella selezione musicale, ma una volta tanto non è stato lui, perché insomma sono loro che sono aggiudicati l'ufficio stampa e guarda caso ti sei accaparrato un bel gruppo bello tosto, bello in gamba, che ospiterò volentieri negli studi di Radio Padania perché meritano, è roba buona. Buona, sì. A proposito di roba buona, signori, i nostri ascoltatori lo conoscono perché l'abbiamo ospitato tante volte qui a Radio Padania, ma anche alle feste della Lega, una a Buguggiate in provincia di Varese qualche settimana fa e ancora mesi fa alla grande sabato sera di Pontida. Sto parlando dell'artista Matteo Tiraboschi, che arriva da Dalmine in provincia di Bergamo e che sta per uscire con un nuovo CD fresco e il tempo chiaramente di stamparlo, pubblicarlo, trovarlo chissà dove, speriamo magari proprio nelle bancarelle di Radio Padania, alle feste della Lega, non sarebbe niente male. Anche in questo caso, sabato scorso, alla grande manifestazione della Lega a Milano, in decine siete arrivati al gazebo di Radio Padania chiedendo: ma il nuovo CD di Matteo Tiraboschi c'è o non c'è? C'è o non c'è? È in arrivo e adesso vi facciamo sentire il singolino. Chiediamo al regista Colombo di mandare in onda il singolino nuovo di Zecca che abbiamo in anteprima sulle frequenze di Radio Padania Libera. Un pezzo veramente bello, dolcissimo, con la presenza di tanti bambini che cantano con Matteo Tiraboschi. Si intitola L'anima non si arrende.
La nuova canzone di Matteo Tiraboschi si intitola L'anima non si arrende, su tutti gli store digitali ma anche in versione fisica. Dove trovarla, quando trovarla? Siamo andati direttamente a cercare chi ha scritto questa canzone e chi l'ha prodotta. Si chiama Ezio Paloschi. Ciao Ezio! Ciao Sammy, allora come andiamo? Siamo anche in collegamento, c'ho poca linea, speriamo che duri il collegamento. Sai, io sono egoista e dico l'importante è che abbiamo ascoltato questo bellissimo pezzo interpretato splendidamente da Matteo Tiraboschi. Con me c'è Francesco Caprini di Rock Targato Italia, lui è un rocchettaro ma sentendo questa canzone voleva accendere l'accendino, no? E iniziare a fare la ola piano piano. Senti, davvero complimenti Ezio per la dolcezza di questa canzone. C'è una bella novità che riguarda il Matteo Tiraboschi. Che si muove? Allora, si muove in questo sistema qua. Allora, a breve sai che come tutti i Natali esce il disco di Matteo. Natale, sai, lui vuole fare il suo regalo a tutti i suoi fans. Allora tutti i Natali esce il suo disco. È un bel disco, tutto di inediti, dove la particolarità di quel disco qua è che Matteo vuole lanciare emergenti. Praticamente avrà degli ospiti in questo CD dove canteranno insieme a lui. Anzi, io prendevo l'occasione che sono qua con me perché siamo qua in studio, che stiamo ancora registrando, che c'è qua con me Alex Terau, c'è qua David, che è il più piccolino, e stanno uscendo dei brani. Anzi, se vuoi che li faccio salutare. Minimo, passameli volentieri. Alex, vieni. Sentiamo gli ospiti che faranno parte del nuovo CD. Sammy. Eccolo qua, il nuovo CD di Matteo Tiraboschi avrà anche questi ospiti. Allora, tu da dove arrivi esattamente? Io abito a Civitanova. Senti, sempre in provincia di Bergamo. Come l'hai conosciuto il Matteo Tiraboschi? Il Matteo Tiraboschi, come si può conoscere se non in mezzo alla musica, in una di quelle feste fantastiche che organizzate appunto voi, quella di Pontida. Dai, ma incredibile. Quindi insomma vi abbiamo avvicinato, vi abbiamo fatto conoscere e poi lui ti ha tirato dentro in questo progetto. Esatto, assolutamente. Matteo non ha appunto bisogno neanche di presentazioni perché come hai visto te e tanti altri che hanno partecipato appunto alle feste di Pontida, non ha assolutamente bisogno di presentazioni un cantante come lui. Bello. Senti, adesso sono curioso di sentire il tuo pezzo. Come si intitolerà? Il pezzo si intitolerà La forza d'amare. Dai, aspetto il CD, ragazzi, cioè rompi le scatole. È davvero un gran pezzo, sicuramente sarei il primo ad averlo in studio per poterlo far ascoltare a tutti quanti. Io ti ringrazio perché guarda che davvero gli raccontavo al Paloschi che sono venuti in tanti ascoltatori chiedendo dai faccia avere questo CD del Matteo Tiraboschi, sappiamo ci sono tanti amici che cantano con lui. Tutto vero, posso confermare anche io. Grazie Alex, complimenti. Ti ringrazio, poi ci vediamo in radio. Ci vediamo in radio, ci stai? Dai. Ciao Sammy, adesso ti passo il più piccolino. Ok, David, che questo è la ciliegina sulla torta. Ok? Passamelo. Ciao Sammy. E tu chi sei? Come ti chiami? Ciao, io sono Emanuele David. Ma dai, quanti anni hai? 18. Piccolo. Beh, piccolino si fa per dire, insomma, vendiamo cara la pelle. Senti, allora anche la tua voce è dentro nel nuovo CD di Matteo Tiraboschi? Sì, infatti ho avuto questa grandissima opportunità di incidere il mio primo brano con Matteo Tiraboschi e sono davvero emozionato per questo. Immagino. Senti, già registrato oppure dovete ancora sistemarlo? A che punto è la registrazione? Il testo è già a posto, manca solo ancora di registrarlo e di inciderlo. Dai, perché è ancora in fase di costruzione, diciamo. Per la cronaca, appunto, siamo proprio collegati con lo studio di Ezio Paloschi dove si sta approntando il CD. Caro, tanti complimenti anche a te, ci troviamo poi in radio per fare una giornata tutti insieme così presentiamo l'album, d'accordo? Va benissimo, grazie. Grazie, ripassami Ezio. Ciao a tutti. Guarda un po' ciao.
Ezio, complimenti Ezio Paloschi. Voi della radio che date voce a tutti questi ragazzi qua. Ma che i complimenti vanno fatti a voi. Ma che Ezio, quando si muove qualcosa di buono, quando ci sono i buoni propositi musicali, non possiamo che ritrasmetterli. C'è forse una telefonata in attesa, sentiamola, pronto? Ciao Semi, buongiorno Padania, Francesco da Varese. Ciao. Colgo l'occasione, tanto volevo fare una telefonata di cortesia, però colgo l'occasione per salutare Matteo, sono Francesco da Varese, sono visto e bugiate la festa, un abbraccio comunque, e che userò, se lui permette, questa sua ultima per fare un paio di videopoesie. Un filmino. Se tu sei d'accordo poi ti manderò i riferimenti. Certo. Poi volevo la telefonata di cortesia ricordare ancora che chi volesse vedere tutto il corteo che ho filmato, tutte le varie immagini eccetera di sabato 18, può cercare Lega Caronna Varesino e lì c'ho praticamente su Facebook praticamente trova tutto quello che ho fatto. Grazie. Ecco, non c'è nessun taglio, così dal vivo come le ho girate così sono. Grazie Francesco da Varese, anche lui è venuto alla manifestazione di sabato scorso e ha girato un reportage di quelli potenti. Noi ringraziamo, salutiamo Ezio Paloschi che scrive, produce. Vai Ezio. Volevo dirti altre due cose. Volevo farti dei nomi che parteciperanno, che sono già più importanti, che è Simonia, che è una pop star anche lei già fermata, poi ci sarà il dottor Faust, è uno dei più grossi bluesmen che andiamo qua a Bergamo, che parteciperanno anche loro nel disco insieme a Matteo. E il Gabriele Manenzi, che è un altro emergente. Bene, direi che siamo abbastanza curiosi, aspettiamo il CD. E poi ti dirò un'altra cosa, che sto preparando con l'orchestra un concerto su questo disco fatti tutto con l'orchestra sinfonica. Beh, direi che ci hai messo abbastanza desiderio del futuro. Abbiamo un motivo per proseguire questa avventura sul pianeta Terra. Grazie Ezio Paloschi, un abbraccio. Grazie a voi di Radio Padania Libera. Ciao, complimenti a Ezio Paloschi, complimenti a Francesco Caprini che complimenti organizza il Capodanno Celtico. Avete segnato la data, quando è il 30 di ottobre, dalle 17 alla 1 di notte qui al Legend di Milano, a 100 metri da Radio Padania. Ce ne andiamo, alla prossima. Alla prossima.